Partita tutta da vivere, quella del Pasqualino Stadium di Carini, ottava giornata del girone A di eccellenza. Di fronte il Resuttana San Lorenzo in rinascita dopo l'arrivo in panchina di mister Giannusa e la Don Carlo Misilmeri, che da 4 partite non subisce neanche un gol. Partita tutta da seguire e che iniziamo a raccontare partendo dal calcio d'inizio, ma partendo anche da una palla gol per la Don Carlo, che inizia a spingere sulla destra con Iraci, che mette al centro questo pallone. Nanni Compagno in uscita bassa la fa sua. Proseguiamo con un calcio d'angolo per la formazione nero-rosa. Come al solito Giampiero Clemente alla battuta, pallone che spiove molto velenoso, lo smanaccia in calcio d'angolo dall'altra parte. Marino insiste, il Resuttana che gioca un buonissimo primo tempo. Qui c'è la sponda per Zappulla, il giovanissimo centrocampista, che carica il destro, la palla scende all'ultimo. Marino forse non la vede partire, palla che si perde leggermente sopra la traversa. Dall'altra parte Don Carlo che insiste con Pierino Concialdi, il quale propone per Mendola, poi Iraci prova a girarla ancora Mendola. Matera in posizione forse irregolare, calcia, para senza problemi Nanni Compagno. Siamo già dall'altra parte con Costantino che apre il fronte, dall'altra parte Corsino, scatenato in questa prima parte di gara, ci prova addirittura con la conclusione dal limite. Palla fuori con Marino che controlla la traiettoria, dall'altra parte Iraci recupera palla su Giovenco, evita anche l'intervento di Costantino, poi calcia vedendo Compagno fuori dai pali. La palla esce veramente di un soffio, Compagno sembrava battuto. Poi a Iraci risponde Concialdi che mette al centro questo pallone a campanile, male Compagno, e qui Mendola cerca di segnare di testa. Rizzo però interviene in quella che è l'ultima occasione di un primo tempo molto tambureggiante, con la Don Carlo che ha avuto le migliori occasioni nonostante un buon predominio a centrocampo da parte della squadra di mister Giannusa, ma alla fine all'intervallo a Carini è 0-0 tra Resuttana San Lorenzo e Don Carlo Misilmeri. E allora con le immagini passiamo alla ripresa, che inizia subito con un'occasione dopo appena un minuto dall'inizio delle ostilità. Una rimessa laterale in zona attacco per la Don Carlo con Iraci, che poi gira questo pallone verso la di rigore e rimbalza pericolosamente davanti a Compagno, quale vede la palla sorvolare la traversa di pochissimo. Poi Frisella sbaglia questa uscita regalando palla a Maniscalchi, il quale arriva praticamente sul fondo, mette al centro, c'è la deviazione, ci pensa Marino a bloccare la sfera. Dall'altra parte ancora Concialdi, questa volta propone al centro per Concialdi stesso, il quale viene così fermato da Corsino. Per il direttore di gara non c'è nulla da segnalare. Veniamo allora all'episodio che potrebbe cambiare la partita, con Clemente che riesce a recuperare sull'Onigro, calcia anche lui, prova a emulare Iraci e bravo Marino a bloccare la sfera. Calcio di punizione molto pericoloso per la Don Carlo Misilmeri, la mette al centro Concialdi con il colpo di testa alla sponda per la sforbiciata di Mendola che viene respinta dalla difesa. Poi sulla ribattuta arriva Frisella, conclusione al volo che si perde fuori. Dunque doppia occasione per la Don Carlo, che qui si procura un calcio di punizione dal limite, lo va a battere il grande ex Alessio Lonigro, che conta i passi, va col tiro col sinistro, scheggia la parte superiore della traversa. Ma attenzione a quello che accade in questa azione, con Clemente che lancia in avanti un pallone apparentemente innocuo, sbaglia Frisella, arriva Maniscalchi travolto da Marino. Per il direttore di gara è non solo calcio di punizione ma anche espulsione per il portiere della Don Carlo Misilmeri, che dunque rimane in 10 per questa seconda metà di secondo tempo. Entra Alessio Zummo, cerca l'assalto la squadra di casa, che ci prova con il nuovo entrato Alfano, il quale dribbla verso l'interno, evita Costantino, calcia con il destro, completamente scordinato, la palla finisce fuori, occasionissima per il Resuttana, ma poi la Don Carlo crea i presupposti per l'attacco con i nuovi entrati. Secan mette al centro per Matera, la conclusione non è precisa, ma veniamo al minuto 50, calcio di punizione, l'ultima azione della partita, ci prova Raimondo Lucera, anche lui subentrato, fischia l'arbitro, va col destro ad aggirare la barriera, la palla finisce fuori. E su questo tiro, come detto, finisce un vibrante Resuttana San Lorenzo. Don Carlo Misilmeri si chiude giustamente col punteggio di parità, un punto che muove la classifica per entrambe. Don Carlo che almeno per il momento vede allontanare l'Acragas, che vince e allunga in testa alla classifica. Da Sportisili per oggi è tutto, alla prossima.